Si chiama aferesi ed è la terapia sperimentale con il plasma di persone guarite da coronavirus avviata dall'azienda ospedaliera di Padova su 11 pazienti. Confortanti i primi risultati, come ci conferma Giustina De Silvestro, responsabile del centro trasfusionale. Alcuni di questi sono già possiamo dire che sono già andati molto bene, nel senso che sono usciti dalla terapia subintensiva e sono stati trasferiti nei reparti di degenza comune e altri si sono stabilizzati, sono ancora in corso le terapie, quindi speriamo che possano dare una buona risposta. Una iniziativa che ha raccolto una inattesa e sorprendente adesione pressoché spontanea di tanti ex pazienti Covid. Le persone che hanno avuto la malattia, una volta saputo che era stato avviato questo protocollo, si sono offerte spontaneamente, quindi sono state loro a contattare il nostro servizio, per cui abbiamo adesso listati oltre 100 ex pazienti e ora donatori pronti per essere sottoposti alla raccolta di plasma. Nelle prossime settimane si continuerà a raccogliere e conservare il plasma per essere pronti a seguire nuove terapie nella fase della convivenza col virus.